Dottor Pierpaolo Volpe, che è il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Dunque, in una recente nota, Presidente, lei ha parlato di una mancata assunzione di responsabilità da parte della politica, soprattutto per ciò che riguarda le varie emergenze che esistono in campo sanitario, dal pronto soccorso al servizio 118 e così via. Che cosa intendeva dire, Presidente? La situazione credo che sia ormai chiara a tutti. Noi viviamo una fase di totale fallimento della politica degli ultimi 30, ma forse direi 40 anni, in cui non si è fatta una giusta programmazione sanitaria, si è creato un imbuto nelle scuole di specializzazione dei medici, quindi parlare oggi di assunzione è veramente anacronistico, vuol dire fare disinformazione, perché medici specialisti per il pronto soccorso non ce ne sono, quindi noi assunzioni non ne possiamo fare, gli unici che possiamo assumere sono gli infermieri. Possiamo però guardare alle altre regioni e le altre realtà e altri paesi europei dell'OCSE, dove i modelli organizzativi consentono la gestione dei codici a bassa complessità direttamente agli infermieri, con delle standardizzazioni di tutto il processo. Basti pensare a quello che avviene in Toscana, quello che avviene in Toscana col Sientrit, delibera di giunta regionale, il percorso è definito in maniera standardizzata e precisa secondo le evidenze scientifiche, e gli infermieri, secondo quelle che sono le competenze avanzate e corsi regionali, oltre che post base, che hanno fatto, sono in grado di trattare i codici a bassa complessità, che dovrebbero invece essere trattati direttamente dal medico di medicina generale. Basti pensare ai codici bianchi e ai codici verdi. E quindi c'è questa possibilità, dunque, perché non applicarla? Quali sono gli ostacoli? Una miopia da parte della politica? Un'indolenza, come vorremmo definirla? Scardinare alcuni sistemi, soprattutto al sud e nelle regioni del sud, è molto difficile. Basti pensare che le regioni del nord sono avanzatissime in questo senso, hanno applicato già modelli organizzativi mutuandoli dai modelli anglosassoni, come il primary nursing, per esempio l'infermiere primario, che vuol dire assumere più infermieri all'interno delle unità operative. L'istituto oncologico del professor Veronesi già nel 2010 applicava il primary nursing nelle unità operative. Noi invece applichiamo ancora un modello per compiti che rispetta il modello tayloristico, cioè l'infermiere agisce non secondo un processo, ma quello che c'è da fare al momento, perché ovviamente è oberato di lavoro, è solo, è in corsia. Un solo infermiere, 2 infermieri per 30-40 persone ovviamente non consente di espletare tutto quello che prevede il profilo professionale, tra cui l'umanizzazione delle cure, perché avere più tempo per stare accanto alla persona assistita, lo dice anche il nostro codice deontologico con l'articolo 4, ma anche l'articolo 20 del codice deontologico dei medici, tempo di relazione e tempo di cura. E questo è fondamentale in medicina. Non si può pensare oggi alla persona come la malattia, ma noi dobbiamo prendere la persona, la dobbiamo mettere al centro del processo assistenziale, e tutta la sanità deve ruotare intorno alla persona come centro del processo assistenziale. Assolutamente, anche sotto il profilo psicologico una persona è più propensa alla guarigione, ovviamente in determinati casi, rispetto a un ambiente ostile oppure dove non c'è la giusta attenzione, quindi non solo cure mediche ma anche, come dire, un'attenzione anche al paziente, come dice giustamente il Presidente Volpe, che ringraziamo per questo contributo. Buon lavoro Presidente Volpe. Grazie a lei e saluto tutti i radioascoltatori.